Ok, Pizza Fest questa sera i pizzaioli possono anche dire la loro, dicono la loro, hanno voglia di dire la loro opinione. Come avete giudicato, come state giudicando questo settimo Pizza Fest? Il nostro Pizza Fest intanto lo facciamo con il cuore, siamo veramente contenti di essere ogni anno qua e quindi siamo veramente in un certo senso anche affettuosamente presi su questa cosa. Quindi io credo che ogni anno dobbiamo essere sempre qua per fare anche la nostra Ribera o la vostra Ribera ancora meglio. Quali tipi di pizze proponete agli utenti? Allora abbiamo vari gusti, dal prosciutto, salame piccante, wurstel, funghi e li combiniamo e poi facciamo la nostra pizza per eccellenza che è la Saccenze, preparato di salsa, sarde, cipolla e grana grattugiato. Questa è la nostra Saccenze, la nostra pizza d'eccellenza. A voi il test. Ezio Noto, autore del libro Mio padre non conosce la mia musica, oggi presentato al Pizza Fest di Ribera. Sì, una bellissima occasione, in mezzo a tanta gente, in mezzo ad una grande festa per la valorizzazione del territorio. Ecco, il libro cosa tratta? Facciamo un consuntivo del libro. Il libro, diciamo, in estrema sintesi è un'autobiografia, allargata però chiaramente a delle considerazioni. Parlo evidentemente della mia vita, della mia crescita, delle mie iniziative culturali, del Dedalo Festival, della città presepe di Caltabellotta, parlo della musica principalmente e dei rapporti con le persone con le quali ho collaborato e con le quali ho avuto la possibilità di crescere anche, diciamo, umanamente e artisticamente. Ecco, si parlava di musica, si parlerà sicuramente anche di territorio nel libro. Come mai questa scelta piuttosto singolare anche del titolo del libro? Il titolo sì, perché per molti evidentemente è ancora così, per molti fare arte, specialmente in Sicilia, significa perdere tempo, no? Pizza Fest non è soltanto Masini, Tatangelo, Frassica o mangiare la pizza in spiaggia. I Pizza Fest sono momenti di riflessione, sono momenti dove ci occupiamo del sociale, come quest'anno abbiamo scelto la violenza sulle donne, e sono momenti in cui noi vogliamo creare occasioni di sviluppo per la nostra città. Ecco, il tavolo tematico voluto dall'amministrazione ma condiviso da Totò Sanseri, il presidente, da Angelo Palamenghi, che ringraziamo, e volge soprattutto lo sguardo a dare una boccata d'ossigeno all'economia dei giovani e non soltanto ai giovani della nostra città. Ribera in che modo intende proiettarsi in questo progetto che diciamo prevede un periodo di 6 anni dal 2014-2020? Intendiamo fare tantissimi tavoli, questo non è il primo, non sarà l'ultimo, lo stiamo facendo a Seccagrande, lo faremo a Ribera, lo facciamo a Municipio, lo faremo nelle strade. Vogliamo far conoscere ai ragazzi, ma non soltanto ai ragazzi, lo voglio ribadire, le tante opportunità che ci sono e che magari non si sfruttano soltanto perché non si conoscono. Il ruolo dell'amministrazione comunale è quello di divulgare quanto più possibile le notizie e mettere in condizione i giovani di approfittarne.